Presidente, quello di oggi un appuntamento importantissimo per il Veneto e non solo, a testimoniarlo il fatto anche la presenza del Ministro Centinaio. Direi che un appuntamento non solo per il Veneto, soprattutto per il nostro territorio, per le nostre imprese. Noi abbiamo una vocazione all'export, esportiamo quasi il 50% della nostra produzione e quindi un'assemblea come questa dove c'è tutto il sistema camerale estero italiano direi è fondamentale per continuare quella positività che le nostre aziende hanno nell'esportare. Quindi ritengo questo appuntamento di oggi il coronamento per un territorio riconosciuto dal sistema camerale. Ecco, è importante far capire alle imprese e agli imprenditori che esiste questa rete capillare sul territorio europeo che può essere veramente di aiuto per uno sviluppo estero. Esattamente, un problema è proprio quello della conoscenza. Noi non siamo in grado di far conoscere addirittura qual è la potenzialità che il sistema camerale può dare per l'export e quindi ci dovrebbero essere degli strumenti che ci permettono di comunicare. Purtroppo la legge ci vieta di promuovere ovviamente con delle pagine a pagamento o altro e di conseguenza siamo limitati. Però i punti e quindi i nostri di riferimento sono le associazioni di categoria che possono tramite i loro uffici e con le loro relazioni far capire alle imprese che c'è questo sistema.